Allora, buon pomeriggio. Certo, ne sono successe di cose in queste ultime ore. Mi date Filippo per favore in collegamento, Filippo Berti, il mio amico e collega. Ne sono successe di cose, Filippo, in queste ultime ore. Abbiamo visto, Buonasera. ne abbiamo viste di tutti i colori in questo lasso di tempo brevissimo. In 11 giorni siamo In finiti 11 giorni, praticamente. in 11 giorni 3 commissari che non ci sono. Sembra un film di fantascienza, sembra un film. 3 commissari da quella famigerata intervista di Cotticelli, poi siamo passati a Zoccatelli, poi siamo passati al professore Gaudi e poi siamo passati al niente di oggi, al rincorrersi di voci, di controvoci, di proposte, di controproposte, con il Presidente del Consiglio che si assume per intero la responsabilità, con Gaudio che dice: io gli avevo detto di stare attento, che dovevo parlare a casa, ero all'università, sono tornato tardi, e poi quando ho parlato con mia moglie, insomma, mi sembra veramente una commedia degli equivoci, e sulla rete, ma non soltanto sulla rete, su tutti gli organi di informazione si rincorrono praticamente le battute e le controbattute su questa Senti, storiaccia calabrese. hai letto la responsabilità che si è assunto Conte, dice ho sbagliato io, la colpa è mia, per salvare anche la poltrona del Ministro della Sanità, perché in un paese civile quando tu sbagli 3 scelte di questo tipo te ne devi andare a casa, quindi Certo, voglio dire... anche in un paese che non è civile, diciamo, ammesso che ci siano paesi non civili, insomma, voglio dire, il ministro che è delegato a ciò dovrebbe trarne le conseguenze, anche perché Conte si è assunto la responsabilità, ma ha aggiunto una coda velenosa alla sua dichiarazione, perché ha detto tutti i ministri interessati al caso, e quindi ovviamente il ministro della salute era interessato al caso, erano stati avvertiti del fatto che io avevo proposto al professore Gaudio di assumere l'incarico di commissario della sanità in Calabria, quindi c'è qualcosa che non è andato. Ora si sono ovviamente fermati dopo l'invereconda marcia indietro di ieri, e quindi siamo, non lo so, si rincorrono voci, si rincorrono proposte, io ne leggo di tutti i tipi. Ora l'ultima è questa del signor dottor, non so come definirlo, D'Andrea, che è un calabrese di nascita, che è Di Cerchiara di Calabria, Sì, che è un ex finanziere, un ex funzionario della Guardia di Finanza, che ha collaborato anche con il Pool di Mani Pulite a suo tempo, con Di Pietro, con Gerardo Colombo, poi negli ultimi tempi ha anche collaborato con l'attuale sindaco di Milano Sala, ma ci sono anche altri nomi, ma credo che prima di fare un'altra scelta che poi magari si ritorce contro, ci vorranno aspettare un po', però noi non possiamo aspettare, questo è il punto, caro Attilio. siamo in una situazione Calabria terribile, non può aspettare perché c'è la situazione del coronavirus che un giorno dopo l'altro tira cifre e dati che sono poco rassicuranti, ci sono le terapie intensive che sono al limite del collasso, ci sono i nostri medici che ci avvertono e ci dicono cose tremende su quello che può accadere, c'è la situazione complessiva della sanità calabrese che si trascina da tempi immemorabili. Lo voglio ribadire a te, non soltanto dal momento in cui è stata commissariata la sanità in Calabria, e cioè da 11 anni, noi ci trasciniamo in una situazione che vede gravi e gravide responsabilità da parte di tutti, ancor prima del commissariamento, se vogliamo essere chiari, cioè a dire di una gestione della sanità calabrese che è stata presa in mano dalla politica, che è stata presa in mano dalla lottizzazione della politica per fermarci qua. Ti posso aggiungere una cosa, ti aggiungo una cosa, lo cito, non mi piace farlo, ma non posso Fra fare l'altro fai altrimenti. bene a citarlo, perché Allora, l'avrei citato io da qui a poco, ma perché fra le altre cose io credo che sia arrivato il momento che tu ed Arcangelo lo ripubblichiate, d'accordo con l'editore Pellegrini, quel libro, perché è significativo. E c'è anche un passaggio nel mio libro Potere e Poteri, una lunga chiacchierata con Doris Lomoro, ricorderai, l'ultimo assessore alla sanità della Regione Calabria. In questa chiacchierata Doris Lomoro mi dice praticamente
quello che è accaduto, cioè quel piano sanitario regionale rimasto nel cassetto, non ha mai varcato la soglia del Consiglio regionale e poi in una notte, ricorderai bene, in un hotel di Lamezia Terme fu avviata questa rivoluzione delle ASP, sono accorpate le ASP, fatta dalla sera alla mattina, non si è avuto neanche il tempo di vedere fare l'inventario, quello che c'era l'ASP di Rossano, quella di Paola, per parlare del Cosentino, cioè c'è stata una sorta di rivoluzione non preparata e da quel momento in poi secondo me è cominciato proprio il momento di grande difficoltà, giusto per un piccolo passaggio in quegli anni. Sì, beh, fra le altre cose poi la Lo venne cacciata dall'assessore alla sanità, lo voglio sottolineare perché lei lo ha ricordato fra l'altro in queste ore, quando tentò di mettere mano su questo segmento della vita fondamentale della nostra regione. Ma io voglio ricordare un dato perché altrimenti noi non facciamo finta di non ricordare. L'ultimo piano sanitario regionale risale addirittura all'epoca in cui era presidente della regione Bruno Dominiani, quindi stiamo parlando di decenni fa. Ora, è mai possibile che noi nel nostro, diciamo, tutti quanti noi facciamo finta di caricare tutto sul commissariamento e sui commissari, che sono stati una tragedia, l'istituto del commissariamento che va sicuramente superato, ma non si faccia, come dire, una riflessione, quantomeno, se non un'autocritica che sarebbe necessaria, sul come è stata gestita la sanità in Calabria, sul perché noi ci troviamo in questa situazione. Noi non possiamo dimenticare anche passaggi fondamentali nella vita calabrese, in cui questo settore è diventato, come dire, il terreno di scorribande di una mala politica, delle mafie, è diventato il terreno di scorribando. Basta pensare a quello che è avvenuto nell'ASP di Reggio Calabria, qua secondo me, e non solo nell'ASP di Reggio Calabria, con fatture pagate 2 o 3 volte, in cui a un certo punto non si sono ritrovati più i bilanci, in cui c'era una contabilità orale. Voglio dire, questo prescinde dalle cose non fatte dai commissari. Ora, il punto, per andare con lo sguardo rivolto al futuro, ora c'è una volontà da parte del governo di mettere mano con serietà su questo settore, oppure noi nel pieno della pandemia non sappiamo dove andiamo a sbattere. Quello è il concetto fondamentale. Io capisco anche bene e l'appoggio anche la protesta che ci sarà domani a Roma dei sindaci che si faranno ricevere dal Presidente del Consiglio per chiedere che venga abolito il commissariamento. Ma noi siamo nelle condizioni in questo momento, anche in un momento di passaggio particolare della vita politica regionale, cioè a dire tutto sommato, insomma, se non sono 3 mesi, saranno 4 mesi in cui bisogna andare ad elezioni regionali dopo la morte di Ole Santelli. Siamo nella condizione di poter gestire noi in questo momento questo settore nel pieno della pandemia che ci sta aggredendo. Allora, benissimo, andiamo al superamento del commissariamento, ma nel frattempo che cosa facciamo? C'è bisogno di un intervento serio. Voglio dire, io non vedo che ci sia una strada facile da percorrere, e anche questo accordo di cui si parla, fra l'altro io non ne conosco i termini, non so tu, i termini precisi. No, non le conosco. Senti, a proposito di questo, tra un po', Filippo, tra un po' chiamiamo anche in collegamento ad Arcangelo Badolati, appena la regia... No, volevo dire, l'accordo con Strada, di che cosa si deve occupare Emergency? Di questi 4 ospedali da campo che erano già stati, diciamo, decisi. Ma la protezione civile ha dato il compito a Emergency di gestirli, di organizzarli, perché loro hanno grande esperienza da questo punto di vista. Perfetto. Ecco, Ora,
Filippo, Ora abbiamo leggo anche Arcangelo. dei Covid hotel, ora leggo anche che forse si occuperanno dei Covid hotel che sono stati Sì. decisi provincia per provincia, e quindi anche nelle province calabresi. Va bene, non lo so, ben venga, io non so dare un giudizio, lo dico con grande franchezza, non so dare un giudizio se questo possa servire per affrontare tutti i nodi. Resta la pandemia, chiusa la parentesi che abbiamo fatto sulla situazione in generale della sanità, ma la situazione della pandemia è questa qua. Noi abbiamo una situazione che aumentano i contagi e aumentano anche le difficoltà Di gestione quotidiana, di andare ad affrontare ad esempio la questione dei tamponi che sono stati mandati in altre parti d'Italia. Ti fermo un attimo, Filippo, ti fermo un attimo, perché facciamo entrare subito in discussione Arcangelo Badolati, che naturalmente è in redazione, sta lavorando. Arcangelo, tu non hai ascoltato quello che ha detto prima Filippo, cioè noi ereditiamo questi 10 anni di commissariamento macerie, così come macerie erano quelle che hanno preceduto le stagioni del commissariamento. Anche lì una questione, insomma, tutta da vedere, da verificare. E questo fardello della sanità che poteva diventare per una regione di 2 milioni di abitanti un fiore all'occhiello, si è rivelato un buco nero in cui sono finiti milioni e milioni di euro senza restituire ai cittadini risultati che in qualche modo potessero dire finalmente abbiamo speso soldi ma abbiamo una sanità, anzi spendiamo 340 milioni all'anno perché i nostri corregionali scelgono di andarsi a curare fuori regione, quindi un fallimento totale. Arcangelo. Non c'è dubbio, soprattutto dovete considerare anche il numero dei morti, per tanta gente, per le inefficienze, per la mancanza a volte di defibrillatori, per i soccorsi in ritardo, per l'inadeguatezza degli strumentali, in tutti questi anni ha perso la vita. Quindi va considerato, oltre al disagio economico enorme, al buco cagionato e all'arricchimento di faccendieri e mafiosi senza scrupoli, va considerato anche il prezzo pagato dalla gente. Io credo che però questa emergenza Covid, tutto il male che ci sta arrivando addosso, possa diventare un'opportunità, cioè con i fondi che sono destinati a rimettere in sesto le strutture sanitarie si può cominciare a costruire la nuova sanità, cioè il nuovo sistema che potrebbe comunque garantire alla regione nei prossimi anni risultati diversi in questo campo. La cosa che va sgomberata, insomma, cancellata, secondo me, sono d'accordo con i sindaci che domani saranno a Roma, è come dire, l'azzeramento di questa fase di commissariamento, un ritorno alla responsabilità politica della sanità, cioè chi amministra decide ma può pure sbagliare e paga, logicamente, e poi l'azzeramento del debito. Per noi non sappiamo da dove partire se l'ASP di Reggio Calabria ha un buco di 260 milioni di euro, se quella di Cosenza ha un buco di 800 milioni di euro, cioè come faremo mai a ripartire? Ci troveremo sempre sul bloccone, pensate a quello che c'è nelle ASP di Vibo, di Catanzaro, di Crotone, quindi come faremo a ricominciare? Allora, al di là di tutto quello che stiamo dicendo da giorni, quello del Covid sia l'occasione che ci può dare la possibilità di fare degli investimenti. Qui io chiedo l'aiuto alla magistratura, perché la politica non vigila, cioè non sono stati utilizzati i denari previsti nel piano Covid. Ben venga l'azione con la Gratteri, degli altri magistrati che si stanno impegnando in questo settore, perché devono spiegare gli amministratori, spesso commissari, non certo nominati dalle autorità politiche regionali, non certo nominati dai cittadini, ecco, devono spiegare perché questi soldi non li hanno spesi. Mi sembra che ci sia la possibilità, nonostante questa terribile vicenda che stiamo facendo, ci sia la possibilità, attraverso l'attraversamento di questo deserto, no? Affrontando il problema della pandemia, di investire denari e di trovare risorse per rimettere in sesto il nostro sistema sanitario. Dico un'altra cosa totalmente popolare:
preferivo la sanità di prossimità fatta da tanti piccoli ospedali che favorivano, almeno nella prima fase, no? Le esigenze dell'utenza, che aiutavano di fatto se uno stava male, perché c'era la cardiologia, c'era la radiologia, c'era la chirurgia, cioè c'era modo di curare subito un paziente nelle comunità di 50-60.000 persone. Poi quando il paziente si aggravava o aveva bisogno di interventi più complessi, lo si portava nel grande ospedale di Reggio Calabria, nel grande ospedale Annunziata di Cosenza, il Pugliese di Catanzaro, eccetera. Adesso tutta questa rete è stata smantellata e i grandi ospedali non ce la fanno a rispondere invece all'utenza. Quindi era meglio quel sistema su cui abbiamo sputato. E sapete perché era meglio? Perché la sanità non può essere trattata come un'azienda, con i bilanci, qua tagliamo, qui spendiamo troppo. No, la sanità serve, secondo il disegno dei nostri padri costituenti, serve a garantire il diritto alla salute. In questo momento in Calabria questo diritto non viene garantito. Questo sistema a proposito, riceviamo tanti messaggi dai nostri telespettatori. Alcuni ci dicono: ma perché come dire, sollevate l'attenzione di mettere mano negli ospedali che sono stati, quelli di cui parlava Arcangelo prima, gli ospedali di prossimità? Dovremmo essere collegati col sindaco di Lungro, che è Giuseppe Santoianni. Bene, ciao Arcangelo. Arcangelo continua a lavorare. Filippo, ci colleghiamo con Giuseppe Santoianni, che è il sindaco di Lungro, sul cui territorio ha sede l'ospedale di Lungro. Sindaco, da quanto tempo è che si è proceduto a depauperare questo ospedale? Dal 92 l'abbiamo depredato questo ospedale, perché la questione sanitaria è diventata una mera contabilità aziendale, non vista dal punto di vista sociale. L'abbiamo distrutto questo ospedale perché era un ospedale di eccellenza in questa zona del Pollino, e l'abbiamo man mano scippato di tante cose e poi alla fine l'hanno trasformato in Casa della Salute che non è stata mai attivata. I posti letto che avevano garantito, sia 20 nella RSA medicalizzata e 20 nella RSA non medicalizzata, è partita solo la medicalizzata qui a Lungro. Meno male che abbiamo una dialisi che funziona ad alti livelli, meno male che avevamo un laboratorio di analisi che funzionava e negli ultimi tempi è stato chiuso, nonostante tutte le attrezzature, è diventato punto prelievo, quindi gli scippi continuano ogni volta col passare del tempo. Io dico questo, era un'eccellenza, io non dico che dobbiamo ritornare all'eccellenza, però dobbiamo utilizzare questa struttura, che è una struttura anche messa a norma. Ci sono reparti con 50 posti letto che possono essere utilizzati e io ho segnalato al presidente della giunta regionale, ai vari responsabili della sanità calabrese, che ci sono 50 posti letto con una dialisi funzionante ad alto livello, con un PPI 12 ore, non 24, 12 ore PPI, c'è la postazione del 118, ma perché non utilizzare quelle strutture? E oggi parliamo di ospedali di campo. Questo dico io. E l'ho denunciato da marzo, e sto dicendo sempre le stesse cose. Ho segnalato 3-4 volte questa situazione, ma almeno avessi avuto una risposta da parte di qualcuno. Niente? Nessuno? Interessati. Nessuno. Si fermi un attimo. Abbiamo parlato dell'ospedale di Lungro. Rosalba Baldino è andata a vedere anche l'ospedale di Acri. Guardate questa TAC che è stata acquistata qualche mese fa, è rimasta in funzione solo per una trentina di giorni e poi è stata lì abbandonata. Questo ospedale di Acri ha dei posti letto che sono completamente vuoti. La regia può mandarlo in onda, per favore?
Guardate, questo è il reparto di lungodegenza, 30 posti già pronti e vuoti al Beato Angelo di Acri, considerato ospedale oggi di area disagiata. All'interno di questa struttura c'è anche una risonanza magnetica ferma, costata 2,5 milioni di euro, inaugurata nel 2018 e oggi praticamente inutilizzata. Ha funzionato per soli 7 mesi. Nel 2010 questa struttura sanitaria è stata depotenziata. 10 lunghi anni che in Calabria hanno segnato la chiusura di 18 ospedali, strutture pubbliche, nosocomi che potrebbero essere riaperti. Lo si chiede a più voci in questo momento di emergenza. Potrebbero dare risposte ai cittadini e in futuro ripristinare, porre le basi per una sanità normale nella nostra regione. Ieri il viaggio l'ha compiuto la nostra Anna Franchino, ha parlato col sindaco, dice anche qui noi abbiamo chiesto a tutti ma com'è possibile tenere questo ospedale fermo, con posti letto, con attrezzature, con strumenti, con mezzi, con uomini, con medici, con infermieri così, per poche stanze occupate. Filippo, poi voglio sentire Rosalbino Cerra. Filippo. Ho sentito il sindaco e ho visto il servizio di Rosalba e ieri ne ho parlato, 18 ospedali chiusi. Anche qua io faccio un discorso però di realismo e mi aggancio a quello che stiamo dicendo da più giorni. È vero, quella sanità di prossimità di cui si è parlato prima era una sanità che forniva le prime risposte. Dopodiché noi ci siamo trovati in una situazione di gestione anche finanziaria della sanità in Calabria che ha portato, come è noto, alla chiusura di molti ospedali, 18 per la precisione, e al depauperamento anche degli ospedali SPOC che sono rimasti aperti, tutto sommato concentrando il tutto nei 3 grandi ospedali di Cosenza, Catanzaro e Reggio e in subordine di Crotone e di Vibo Valentia. Io mi chiedo, lo chiedo davvero con grande sincerità a chi può darci delle risposte. Questi ospedali chiusi però sono davvero in grado di dare una risposta ora al problema che noi abbiamo ora dell'emergenza pandemica, oppure noi anche su questo ci prendiamo in giro? Perché la mia domanda è questa: gli ospedali di Lungro e di Acri, di cui gli ultimi 2 che abbiamo parlato, eccellenze e con attrezzature come si è visto di quel tipo, sono però in grado di dare una risposta oppure abbisognano di tempi che sono più lunghi e quindi c'è bisogno di rimettere in piedi strutture, c'è bisogno di rimettere in piedi immobili, c'è bisogno anche di reclutare del personale, perché altrimenti anche su questo noi facciamo un'operazione che non è un'operazione di verità, facciamo un'operazione che rischia di portarci ancora di più avanti nel tempo e di farci perdere del tempo. Io questo non lo so. Certo mi si può rispondere, ma i 4 ospedali da campo che verranno non si capisce quando, ci vorrà sempre un mesetto per aprirli, non potevano essere questi ospedali da campo sostituiti dagli ospedali che sono stati chiusi? Punto di domanda. Ma arrivato alla domanda centrale: chi è che decide queste cose? Fermati qua, Filippo. Filippo, fermiamoci qua, perché questa domanda poi la voglio girare a Rosalbino Cerra, che è il segretario dei medici di base in Calabria, e vediamo se a questa tua domanda riesce a dare una risposta. A Rosalbino Cerra dico anche che arrivano molti messaggi che riguardano questi benedetti vaccini antinfluenzali, c'è gente che aspetta, non è riuscita ancora a vaccinarsi perché il sistema evidentemente è saltato, ma anche di questo dobbiamo parlare. Ci fermiamo, un breve spazio pubblicitario brevissimo, torneremo tra poco. Allora, torniamo in studio, torniamo in diretta, tantissimi messaggi, veramente. Mi scrive anche un medico di base, dice: mi chiamo Rosellina Arnone, su 50 vaccini che ho richiesto, su 100 dosi di vaccino che ho richiesto ne ho ricevuto appena 50, e cosa dico
alle persone che si rivolgono a me. Allora, Rosalbino Cerra, due domande. La prima, quella che faceva Filippo prima, si possono riattivare, rivitalizzare questi ospedali, magari immettendo del personale, oppure non conviene? E la seconda, questa storia proprio della gestione del vaccino antinfluenzale che ha mandato in tilt il sistema e molti cittadini attendono. Guarda, sui piccoli ospedali io avrei preferito che i cittadini fossero informati del perché non sono stati attivati. Allora, io non sono un tecnico o un amministratore, faccio il medico, ma io come cittadino calabrese avrei gradito che mi si dicesse: guardate, abbiamo io ho sentito parlare prima di ospedale, mi fa molto piacere. L'Ungro mi segnalano per esempio un ospedale che ha dai 30 ai 70, non mi ricordo, posti letto liberi, cioè chiave in mano può essere aperto. E allora io mi domando per quale motivo in questa situazione in cui ormai, voglio dire, il cittadino ha perso tutta la fiducia in chi lo amministra, per quale motivo non è stato detto al cittadino non li utilizziamo perché c'è questa opportunità che ci costa di meno, che è più rapida, che è invece non è stato detto proprio nulla. È chiaro che tutti quanti noi calabresi poi ti viene il sospetto e ti vengono mille pensieri, dici per quale motivo debbono mettere in attività ospedali da campo che non sono proprio il massimo del comfort. Sull'utilità dei piccoli ospedali, io dico che rispetto ad una visione ospedalocentrica degli anni '80, adesso i piccoli ospedali possono comunque rivestire un ruolo importante per quel territorio, per le patologie di primo livello, anche di secondo livello. È chiaro che un paziente che ha bisogno di un intervento chirurgico importante è bene che lo faccia dove quel tipo di intervento viene fatto tantissime volte, no? Io leggevo per esempio è più sicuro un parto dove ci sono almeno 300 parti l'anno, dove ci sono almeno 500 parti l'anno. È chiaro che noi dobbiamo garantire ai cittadini una condizione di sicurezza, oltre che di prossimità. Però ci sono tante situazioni come la fisioterapia, la colica renale, le patologie di approccio abbastanza semplice anche per un piccolo ospedale, che possono garantire ai cittadini di avere un ospedale di prossimità. È chiaro che questo deve essere compatibile con un costo che secondo me tutto sommato, se noi avviciniamo questi ospedali a quello che sarà il futuro della medicina generale, non pensiamo alla medicina generale come il vecchio medico condotto, che pure è stata una figura nobile, che ricordiamo tutti quanti con grandissimo affetto per quel tipo di figura. Ma la medicina generale, oltre che essere un medico capillare, quindi con tanti studi distribuiti nel territorio, è anche un medico che deve avere a disposizione delle strutture. Allora, se io penso al comprensorio di tanti piccoli paesi che possono fare capo ad un piccolo ospedale che svolge la radiologia di primo livello, che svolge laboratorio di analisi, che svolge endoscopia digestiva, ma pensate a che file ci stanno, che tempi di attesa ci stanno per l'endoscopia. Quindi diciamo che avere tante sedi dove poter fare questo tipo di interventi, che poi sono interventi che non hanno necessità di un ospedale ad alta specializzazione. Quindi io direi che se c'è una compatibilità economica, sicuramente i cittadini in una realtà così orograficamente complessa come quella calabrese possono avere un servizio migliore. Questo in una situazione di non emergenza. In questo momento abbiamo una situazione di emergenza. Allora, in questa situazione di emergenza ci sono due criticità. La prima, quella
di attivare i medici delle unità speciali di continuità assistenziale a supporto della medicina generale per i pazienti che sono a domicilio e che cominciano ad avere una situazione di criticità. Io ho 20 pazienti Covid, 18 sono a casa e sono guariti. 2 purtroppo sono stato costretto a ricoverarli perché erano in condizioni critiche. Io ho chiamato i colleghi delle unità speciali, i quali sono ottimi colleghi, ci mancherebbe, ma non ho proprio avuto la possibilità, dopo 1 ora e 10 di telefonate, non ho avuto la possibilità di sentirli. Alla fine, io mi vergogno a dirlo, lo dico con vergogna, lo dico con vergogna, ma lo dico. Mi sono messo una tuta da imbianchino, l'occhialino da sub e sono andato a visitarla. Mi sono fatto un tampone a distanza di 5 giorni, fortunatamente ero negativo, ma ho dovuto verificare che quella paziente non era in grado di restare a domicilio. Allora, questo supporto in questo momento manca. Anzi, ti dico una notizia di questa mattina. Questa mattina l'azienda sanitaria di Cosenza ha attivato un centralino per recepire le richieste dei medici di famiglia quando hanno bisogno di avere un supporto medico che vada a domicilio in sicurezza, perché noi medici di famiglia non abbiamo dispositivi di protezione, né tantomeno abbiamo i dispositivi per poter andare a visitare questi pazienti. Quindi capite bene che la situazione è abbastanza complessa. Se non c'è un'organizzazione precisa non funziona. Ti fermi un attimo, ti devo fermare un attimo, torno un attimo da te perché arrivano tanti messaggi, il signor Filippo, il signor Guido dice ma ci sono ospedali pronti, perché non si è provveduto a questo? Ma chi doveva deciderlo? Chi doveva farlo questo? Quale struttura poteva mettere mano ad una soluzione di questo tipo? Filippo, poi sento il sindaco di Lucca. Sì, ma appunto la domanda siamo sempre alle solite. Io sto ascoltando con grande attenzione quello che dicono tutti gli intervenuti, ma chi deve decidere? Se non c'è un'autorità di comando, in questo momento noi non abbiamo un'autorità di comando, perché la gestione della sanità, come tutti sanno, dai medici che sono intervenuti ai sindaci e quant'altro, è affidata ad una gestione commissariale. Che fra l'altro è stata come dire, rinnovata per altri 2-3 anni con un decreto che ha emanato questo governo, ma che non ha la testa, cioè non ha il commissario, che a sua volta si può dotare anche di 2 subcommissari come previsto in questo decreto. Allora, se non c'è la testa, chi decide se deve riaprire l'ospedale di Lungro, l'ospedale di Acri o l'ospedale di non so dove? Chi decide quanto personale bisogna spostarci? Chi decide quante attrezzature sono necessarie in quegli ospedali? Chi decide se è utile avviare un'operazione di questa natura? Io credo che qui dentro nessuno di noi ovviamente è in grado di poter dare delle risposte. Sono in grado di dare delle risposte coloro i quali in questo momento mancano. Ora, la testa rivolta all'indietro non mi appartiene, ma è di tutta evidenza che se noi non risolviamo questo problema, che non si potrà risolvere neanche con l'intervento domani dei sindaci, perché i sindaci chiedono una cosa che necessita tempi, cioè a dire l'abbattimento del debito, e abbiamo fatto le cifre del debito sanitario calabrese. Allora ci vuole un intervento che sia immediato. Io lo sto predicando, sto perdendo la voce, sto perdendo le mani per la scrittura da giorni, da settimane, da mesi. Non è possibile che il governo di questo Paese non sia in grado di effettuare una scelta che era necessaria in condizioni normali e che è indispensabile ora. Lo ripeto, è indispensabile, perché questo settore non ha guida. Le cose che noi stiamo dicendo oggi pomeriggio lo riconfermano. Chi decide se questi ospedali sono necessari? Giuseppe Santoianni, come sindaco si è rivolto alle autorità, insomma quelle di prossimità, in questo caso per esempio
al commissario dell'ASP, no? Che negli anni, in questi ultimi anni... Al commissario Conticelli allora. E cosa hanno risposto? Perché è interessante sapere. Ma guardi, io da marzo che sto scrivendo, ma non perché io voglia che l'ospedale di Lungro rinasca, perché c'è da ristrutturare, che c'è da investire. Io ho segnalato che c'è la possibilità e ci sono 50 posti letto arredati con letti, con tutto quanto, con bagno in camera, con tutto e di più messo in sicurezza, che non vengono utilizzati. Dico allora, in questo momento di emergenza, ma invece di andare a cercare ospedali di campo, investire, sprecare altro denaro pubblico, abbiamo delle strutture arredate con letti, con armadi, con comodini, con bagni in camera, ma perché non utilizzarli? Questo io ho detto. Tra l'altro aggiungo che nell'ospedale di Lungro c'è la radiologia, c'è l'emodialisi, c'è il pronto intervento, ci sono ambulatori, c'è la postazione del 118, c'è l'attacco, solo che non funziona perché si è rotta e non l'hanno mai aggiustata, però c'è pure l'attacco. Ma dico io, ma perché dobbiamo spendere altro denaro pubblico? Come ultimamente l'anno scorso sono stati ultimati i lavori per trasferire la farmacia territoriale da Castrovillari a Lungro, sono stati spesi 200.000 euro perché i locali di Castrovillari, secondo i NAS, non erano idonei. Dopo un anno di collaudo, la farmacia territoriale sta ancora a Castrovillari, i locali sono stati finiti, sono stati spesi dei soldi e sta lì, vuota. Questo ma dico non è io. possibile però ascoltare queste cose, guarda Tilo, perdonami, perché noi non siamo operatori dell'informazione, ma siamo anche cittadini, cioè, non è possibile ascoltare queste, qui c'è l'urgenza, c'è la necessità anche di interventi che siano risolutivi, che confermano quello che stiamo dicendo, cioè a dire le cifre che ha fatto il sindaco di Lungro. Ma stiamo scherzando? 200.000 euro che sono stati praticamente buttati e che non servono a niente, attrezzature che sono nuove come quelle che abbiamo visto. Allora qua si riconferma che c'è stata una gestione dei commissari, torno a ripetere, perché nessuno vuole giustificare i commissari e l'istituto del commissariamento, che ha depredato oltre ogni misura quello che è accaduto in Calabria. Ma qua ci sono settori precisi della politica, dell'imprenditoria, di quant'altro, che ci hanno mangiato sulla sanità. Questa è la verità vera, che ci hanno mangiato. Ora, se noi non si interviene con decisione su questo settore e non si capisce quindi che le malefatte sono di ora, sono di ieri, ma sono anche di avantieri, non lo risolveremo mai il problema e saremo sempre, ahimè, lo zimbello dell'Italia. Giustamente saremo lo zimbello dell'Italia. Questo è il punto. Allora, questo governo ha la responsabilità di dire una parola chiara. Allora, il discorso è questo. Abbiamo sentito che a Lungro sono 50 posti già pronti per essere utilizzati. Nel servizio che vi abbiamo mostrato, quello di Acri, ci sono altri 50 posti pronti a disposizione. Quindi sono 100 posti che potrebbero essere utilizzati per la gestione dei malati Covid, no? Perché ci si sta adoperando per ricavare un po' di posti qua, un po' di posti là, cioè questi sono già posti pronti, ma evidentemente chi deve decidere non ha sotto mano e non conosce la realtà per la quale è chiamato, ad amministrare. Il sindaco di Lungro, che servono questo ospedale da campo se tu hai questa situazione? Qualcuno dica perché appunto, io personalmente da ignorante dico che in questa situazione non servono a niente, perdonatemi. Sentiamo Rosalbino Serra, Rosalbino Cerra. Rosalbino, certo. Perché poi devi anche rispondere a questa storia dei vaccini, perché sì. Ho decine e decine di messaggi che mirano proprio lì all'antinfluenzale. Sì. Permettimi di dire che sono perfettamente d'accordo col sindaco di Lungro. Quantomeno
vorremmo capire per quali motivi non li usano, perché sul fatto che non sanno di non averli io non sono d'accordo. Io so, non è possibile che chi amministra non sappia quanti ospedali sono stati chiusi o sono stati riconvertiti nella provincia di Cosenza o in Calabria. È una cosa che mi rifiuto di credere che non lo sappiano. Se hanno scelto un'altra soluzione più scomoda per i cittadini e anche più costosa a mio giudizio, ci debbono spiegare perché. Perché questo è il momento in cui anche un euro di spesa sanitaria deve essere documentato, perché la Calabria ha bisogno di una sanità che possa garantire il diritto dei calabresi alla salute, e non è retorica. Detto questo, la dottoressa Arnone che ci diceva prima delle 50 dosi, io ho stamattina 2 altri colleghi che mi hanno detto: io ho 40 persone anziane allettate e non ho i vaccini per poterli vaccinare. Sono situazioni assurde, perché questa doveva essere la più grande campagna di vaccinazione che antinfluenzale, proprio per avere una tutela per i cittadini e anche per facilitare noi medici nel capire se i sintomi erano da influenza o da Covid. E sicuramente si è dimostrata ad oggi un fallimento. I medici di famiglia sono pronti. Io questo è un messaggio che vorrei dare ai cittadini. I medici di famiglia calabresi sono pronti dal 1° ottobre. Ci è stato detto di essere pronti e attivi dal 1° ottobre. Oggi siamo al 18 novembre e ho colleghi che mi dicono che hanno 1/4 dei vaccini richiesti, metà dei vaccini richiesti, 50 dosi, mi diceva la collega, e il collega che lavora in questo momento a fianco a me nell'altro ambulatorio mi dice: io non ho più vaccini e ho altri 200 anziani da vaccinare. È una cosa che, voglio dire, veramente chi governa queste cose dovrebbe darci una risposta, perché c'è stato un errore nell'approvvigionamento, a mio giudizio, ed un errore nella distribuzione. Ti dico di più, io mi vergogno da medico ad andare a mendicare, perché non so usare un termine diverso, ad andare a mendicare vaccini all'ufficio farmaceutico, facendo una fila, facendo assembramento, perché non ci è stato garantito l'approvvigionamento che è stato richiesto. Io non ti so dare una risposta su questo, perché noi facciamo la nostra parte, ci viene chiesto vaccinate e noi siamo pronti a vaccinare, ma è chiaro che le dosi fornite ce le deve fornire l'azienda e qualche cosina è andata storta, abbiate pazienza. C'è una domanda che arriva per il sindaco di Lungro. La struttura di Lungro, l'ospedale, non sarebbe dovuta entrare nel piano regionale perché è ospedale di montagna, quindi tutelato dalla legge 482 del 92, no? 482 del 99. E quindi? No, non è stato inserito, pur essendo in una zona di montagna, non è stato inserito. Ma adesso mi faccia capire, sindaco, chi utilizza questo ospedale? Quanta gente ci lavora? Allora, ci lavora, dico subito, ci sono 12 posti letto in emodialisi, quindi con tutta la struttura sanitaria che richiede. Poi c'è un PPI 12 ore, ci sono degli ambulatori medici che vengono saltuariamente i medici a visitare, c'era il laboratorio di analisi che è stato chiuso e è diventato punto prelievi ultimamente perché è andato in pensione il tecnico, poi c'è la radiologia e poi c'era la TAC che non funziona perché si è rotta e non l'hanno mai aggiustata. E poi abbiamo la postazione del 118. Questo è il grande ospedale di Lungro di una volta che è in queste condizioni di adesso. C'è la casa della salute
dove ci sono 5-6 ricoverati. Tutto qui, tutto qui. Però nel programma c'era Casa della Salute, RSA medicalizzata, RSA non medicalizzata. Questo era previsto nel piano, che non è mai decollato, non è mai... C'era la lungodegenza, l'hanno distrutto e l'hanno trasformata in Casa della Salute. Guardi, c'è un medico che ci scrive, lavora al laboratorio di Castrovillari, cui lei ha fatto prima cenno. Il problema non sono gli spazi da recuperare, perché ne abbiamo. Quindi Falcita, Lungro, Mormanno. La cosa più grave è che manca il personale medico e paramedico. Questo è il problema. È il personale. Non è che io dico, nel momento in cui io metto a disposizione i locali, perché ci sono i posti letto, arredati, tutto quanto, però è chiaro che poi manca il personale. Se non c'è il personale, d'altra parte se fanno gli ospedali da campo non è che li fanno con immagini, li devono fare con personale che devono mettere a disposizione, assumere. Bene, trovare, Filippo. Ma allora di che stiamo parlando? Voglio dire, non stiamo sostanzialmente parlando di niente, perché l'ospedale da campo lo fanno col personale che viene messo a disposizione dalle forze armate e con altre cose. Quindi voglio dire, potrà anche non servire a nulla, come non lo so, ma insomma stiamo parlando del nulla, perché la descrizione dell'ospedale di Lungro, che sia analogo agli altri 17 ospedali che sono stati chiusi, ci consegna una realtà che sostanzialmente, per essere rimessa in moto e per essere operativa nei tempi più rapidi possibili, necessita invece del tempo. Quindi voglio dire, poi possiamo ragionare in un'ottica di riforma della sanità calabrese se era meglio l'ospedale di Lungro anziché il grande ospedale che doveva sorgere lì nella piana di Sibari. Fra le altre cose apro questo capitolo giusto per chiuderlo immediatamente, questa storia dei grandi ospedali che dovevano essere costruiti in Calabria, nella piana di Sibari, nella piana di Gioietaro e nel Vibonese. Saranno forse 20 anni che se ne parla, 15 anni, non so quando, non si è mai arrivato a nulla. Quindi voglio dire, anche questo è un altro aspetto di questa realtà che andrebbe chiarito, perché non è che noi a ogni cambio di gestione della regione assistiamo a questo balletto, adesso ripartono i lavori, l'appalto. No, ti prego, basta questa cosa, basta. La gente ne ha le tasche piene di questo continuo balletto. La verità vera è che noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui i 3 ospedali principali stanno scoppiando. Le cifre di oggi arriveranno da qui a poco. A Cosenza, nel Cosentino, ci sono stati oggi, mi pare, altri 3-4 morti, non ho ben chiaro la situazione aggiornata. In altre parti l'incidenza del virus, secondo le analisi che vengono fatte, le più accorpate possibile, è attorno al 34%. Noi intanto continuiamo a fare questo balletto in cui ci diciamo: o non c'è il commissario, B, gli ospedali devono essere aperti o non devono essere riaperti, C, gli ospedali da campo servono o non servono, Gino Strada di che cosa si deve occupare con precisione. Cioè praticamente stiamo facendo una discussione come se tutto fosse normale. Questo non mi pare che sia, come dire, accettabile un minuto più di tutto. Certo, Filippo, non possiamo accorgerci ora, in piena emergenza Covid, che non siamo preparati dal punto di vista della dovevamo sanità. pensarci prima. C'è da dire che negli ultimi 15-20 anni io vorrei vedere quanta gente è stata assunta nelle strutture sanitarie pubbliche di questa regione, perché con i tagli, i rientri, la situazione di deficit si è andato sempre più depauperando un sistema di persone che, cioè, gli ospedali funzionano con i professionisti, funzionano con i medici, con gli infermieri, con gli OS, nei laboratori ci vogliono biologi, cioè voglio dire, se non hai tutto questo personale, come fai a tenere in piedi una struttura e come immagini che una struttura possa reggere un'emergenza di questa portata? Vi faccio sentire, scusa Filippo, il passaggio di Spirlì in audizione alla Commissione Sanità, poi andiamo in pubblicità, sentiamolo. Un regime commissariale della sanità della Regione Calabria che nei 18 mesi della sua vigenza non ha prodotto alcun beneficio all'interesse dei cittadini calabresi. Orbene, il governo nazionale
senza aver avviato alcuna preventiva interlocuzione con la giunta regionale, ha introdotto un nuovo regime commissariale della sanità calabrese, i cui contenuti risultano ancor più mortificanti per le prerogative dell'amministrazione regionale e particolarmente pregiudizievoli per il diritto alla salute della collettività calabrese. Io voglio fare solo una considerazione. Noi abbiamo, ed io personalmente a nome della Giunta e della Regione Calabria, più volte proposto in queste ultime settimane al governo di provare una gestione condivisa della sanità calabrese. In questi giorni mi sono sentito molto mortificato per quello che è venuto fuori, perché 3 commissari ad acta hanno dimostrato pubblicamente l'inadeguatezza non solo probabilmente personale, ma anche proprio dello strumento del commissariamento. Credo che il tempo del commissariamento sia veramente giunto alla fine e che sia, e concludo, e che sia venuto il momento di riconsegnare ai calabresi l'opportunità di potersi amministrare da soli, perché il resto sarebbe veramente un pregiudizio. E adesso ci fermiamo alla pubblicità, tra poco. Allora, torniamo in studio, abbiamo solo pochissimi minuti, quindi un rapido giro. Filippo, quello che hai sentito da Spirlì? Sì, praticamente riconferma le cose che lui aveva detto nei giorni scorsi, cioè a dire che vuole restituita la sanità. Torno a dire, non ho capito come si possa fare. In ogni caso, che l'istituto del commissariamento ha fallito, siamo pienamente d'accordo tutti, che il governo deve intervenire. Sulle tende e sugli ospedali da campo, leggevo proprio notizia fresca di questi minuti, che il ministro Boccia ha detto che servono semplicemente ad allentare la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorsi. Vedremo se sarà così e vedremo se possono dare un aiuto diciamo nell'immediata a questa emergenza che noi abbiamo. Per il resto noi dobbiamo semplicemente aspettare che il governo si decida di dire una parola chiara, definitiva sulla questione del commissario, se è in grado di nominare un commissario, e quello che diceva Spirlì, cioè del superamento del commissariamento, è un obiettivo secondo me che è percorribile, ma non è percorribile nell'immediato. Assolutamente. Allora, naturalmente leggo quello... Posso lasciarvi, Attilio? Sì, ciao Filippo, ciao. Sì. Leggo quello che posso perché sono tantissimi messaggi, fanno riferimento anche all'ospedale di Castrovillari, un grande ospedale che potrebbe davvero essere il punto attrattivo per la sanità in tutta l'area del Pollino, e dice vabbè dobbiamo finalmente metterci in moto perché venga potenziato, non depauperato, così come è successo negli anni. Poi praticamente si dice ancora che dalla questione dell'ospedale di Lungo chi ci rimette, dice siamo noi che abbiamo lavorato nell'appalto di pulizie e che naturalmente adesso ci troviamo senza lavoro, prendiamo 400 euro al mese. Questo è il passaggio che riguarda anche l'occupazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che l'emergenza Covid è un'emergenza sanitaria ma un'emergenza anche economica, e c'è tantissima gente che ha perso il posto di lavoro, altra gente che vive in condizioni disperate. Qui bisogna fare presto, il governo qui deve dimostrare davvero di aver capito come agire in un momento di grande difficoltà. Non mi stancherò mai di dirlo e nei prossimi giorni vi farò ascoltare delle testimonianze davvero agghiaccianti che riguardano questo settore. Io sono con la gente che ha perso il posto di lavoro e per loro continuerò a battermi perché qualcosa arrivi nelle loro tasche, non le promesse, non gli annunci, non le belle frasi recitate in televisione o trasferite sulle pagine dei giornali. Ci vogliono cose concrete, ci vogliono i fatti. Sindaco Di Lungo, siamo in chiusura. Sì. L'appello l'ha lanciato, ma c'è un appello anche a livello di conseguenze economiche che ricadono sui territori. Come può fronteggiare un comune questa situazione? Ma guardi, ci hanno lasciato soli, siamo soli nel territorio. Le dico anche questo, circa 2 mesi fa alla commissaria dell'ASP di Cosenza avevo sollecitato
che c'erano i laboratori dei medici, dove mancavano 2 unità di infermieri. Mi hanno assicurato 2 mesi fa che li avrebbero inviati, invece io sto approfittando della bontà di altri infermieri nella dialisi che si alternano e vanno lì in questi ambulatori per cercare di non farli chiudere questi ambulatori, perché una volta chiusi poi è finito. Allora, per mantenere anche queste piccole cose che ci sono rimaste in questa comunità, si stanno sacrificando questi lavoratori per cercare di sopperire a quelle che sono le inadempienze da parte dell'azienda sanitaria. Sindaco, siamo soli, questa è la verità. Sindaco, siamo in chiusura. Quanti contagiati contate voi? Guardi, se non ci fosse stato questa questione del centro di riabilitazione Don Milani, l'Ungro era assente di casi Covid. Da lì poi ne sono arrivati altri, siamo al centro Don Milani circa 26 tra operatori e degenti, di cui 3 sono stati trasferiti all'ospedale di Cosenza. Sembra tranquilla adesso perché sono tutti asintomatici questi qui, quindi sono in isolamento. Stiamo cercando di gestire la cosa nel miglior modo possibile. Grazie Sindaco, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. Rosalbino Cerra, proprio siamo in chiusura. Questo accordo sottoscritto con la Regione consentirà a voi medici di base di fare anche dei tamponi, no? Certo ci vorrà del tempo, lo dicevamo prima nel corso del nostro telegiornale, però bisogna fare presto. Che significa presto? Proviamo a proiettarci nel tempo, quanto ci vorrà perché anche voi possiate fare questi test rapidi, veloci, per stabilire se c'è contagio oppure no. Mi puoi ripetere un attimino che non ho capito bene la domanda? Allora, l'accordo fatto con la Regione consente a voi medici di base di poter fare anche i test rapidi per stabilire se c'è contagio o meno. Il tempo più o meno che occorre per preparare tutto, quant'è per favore? Allora, secondo me, che sono uno pratico, ci vorrà del tempo, perché intanto abbiamo 2 anni di ritardo nell'attivazione, quindi non abbiamo le sedi delle AFT e delle UCCT. Per 2 anni di colpevole ritardo da parte della Regione Calabria e della struttura commissariale e dei commissari che sono stati alle aziende sanitarie, che non lo hanno attivato. Quindi in mancanza di strutture dove c'è la possibilità di effettuare i tamponi in sicurezza, i medici debbono ricorrere all'aiuto del distretto. Il distretto deve fornire i locali, quindi immagina che il distretto deve poi contattare i vari sindaci se non ha a disposizione locali nei poliambulatori, quindi diciamo è un meccanismo abbastanza complesso. Non tutti i medici sono nelle condizioni di poterlo fare perché ci sono medici che hanno patologie, ci sono medici che hanno... Siamo in chiusura. Quindi, diciamo, io penso che ci vorranno almeno, se siamo proprio velocissimi, almeno una ventina di giorni. Bene, grazie a Rosalbino Cerra, noi siamo davvero in chiusura, arriva adesso un messaggio relativo alle dichiarazioni fatte dal procuratore Gratteri, ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali. Dice Gratteri: io ho un nome ma non lo dico, un calabrese che ha dimostrato di avere davvero qualità eccezionali. Aspettiamo che il procuratore Gratteri faccia il nome. Intanto vi dico che la DDA sta indagando sulla questione legata a come la Calabria ha risposto e sta rispondendo all'emergenza coronavirus, la sollecitazione dei sindacati. Poi ieri l'ex commissario Cotticelli ha parlato a lungo con il procuratore Gratteri. Vedremo. Noi ci vediamo dopodomani. Arrivederci.
Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passasse, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna a spiaggia e si asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna che ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera su di pini a ciopè a tifo bagno, scenni su tari bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra fa l'amore in comare, poi si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.